Siamo partiti la mattina con un orario diverso, perché lui con il quad è partito un'ora prima di me. Non l'ho visto durante la tappa perché era un trasferimento, una speciale molto veloce, molto tecnica. Fatalmente ci siamo ritrovati nella grande duna dove non dovevamo passare, seguendo le tracce del roadbook. Quando sono arrivato sulla cresta della duna, Giovanni era sotto di circa 15 metri, immobile. Non ho avuto delle piacevoli sensazioni. Quando sono corso giù per rianimarlo, ho tentato più volte di rianimarlo, non c'era la possibilità di fargli riprendere il respiro. Vi eravate salutati felici la mattina prima della partenza? Allora, era molto felice perché la tappa del giorno prima era andata benissimo. Il suo amico Adriano gli aveva sistemato il quad in maniera molto fine, molto tecnica, molto appropriata. Con il GPS che quest'anno funzionava bene aveva preso tutti i checkpoint durante la tappa che doveva prendere. Era carico, veramente felice, pronto per la tappa del giorno dopo. Cosa si prova quando si corre in mezzo al deserto? Ma noi generalmente usiamo una frase molto semplice. Lasciamo il deserto quotidiano per andare a correre nella sabbia. Qui c'è il deserto, in Africa c'è la sabbia. È pronto a ripartire? Sempre. Anche per Giovanni, portando con sé Giovanni?